Amici, buongiorno e come sempre ben ritrovati, siamo in diretta con ore 13, buon venerdì a tutti quanti, vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054, no, stavo sorridendo perché stavamo facendo un po' un mini simposio sulle elezioni papali perché oggi si può. Di che cosa parliamo oggi? Ci chiediamo, ma preti, suore, insomma tutti gli appartenenti al mondo ecclesiastico si devono, si possono sposare? Sarebbe un gran vantaggio per tutti quanti? Parliamo ovviamente dei cattolici. Con chi commentiamo il tutto? Il piacere di avere in studio con noi Emiliano Malerba, cattolico tradizionalista. Buongiorno. Emanazione di Ruggero, vero il nostro amico? Sì, perché certamente Maurizio Ruggero. Ecco, per esempio è stato difficile oggi tra Ruggero e Ruggero. E sì. abbiamo il piacere di avere in studio con noi Ali Sheikh Nur, religioni per la pace e la sezione di Padova. Un bel principe Tuareg direi oggi. Tuareg, sono un principe, Un principe re, si nasce, però bisogna dimostrare, guadagnarsi, è un titolo che... Sì, bisogna, sì. E il piacere di avere in studio con noi Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasio in provincia di Padova. Benvenuto anche a lei. Che prete non si nasce ma si diventa. Pure giornalisti, pure mamme, pure tutto, no? Esatto. Vi do dei dati, il 50% di coloro che chiedono la dispensa sono già diventati sposati civilmente, il 15% ha una condizione di convivenza e il 35% vive di solitudine. Allora, quando è che questo colletto comincia a star stretto e ce lo dobbiamo chiedere? Perché c'è stata un'importante diminuzione ovviamente di sacerdoti e pensate, nel mondo ci sono circa 60.000 parroci che hanno chiesto la dispensa che poi si sono comunque sposati. E dal 1964 al 2004, quindi c'è una data molto lunga, 70.000 sacerdoti hanno abbandonato la tonaca e soltanto 10.000 hanno ripreso il ministero religioso, quindi circa 1.000 preti ogni anno se ne vanno via, uno ogni 400. Ma io vado dal diretto interessato, vado da Don Marino Ruggero che sta ovviamente anche parlando col superiore per un po' di Meteo Clemente tra l'altro, giusto? Sì, quello sì. No, anche per le sagre, per tutto, no? Sì, dai. Parte del decreto sicurezza anche per queste sagre un pochino. Allora Don Marino, lei non ha mai fatto mistero proprio, se devo usare il termine, di una possibilità che preti e suore, chiunque sia appartenente al suo mondo si possa sposare, ma perché? Perché credo che non sia così scontato e automatico che il prete che sceglie di diventare prete per appunto vocazione possa automaticamente anche ritenersi maturo e anche possa avere automaticamente anche quella scelta di dire che il celibato possa far parte in sintonia anche con questa sua scelta, nel senso che sappiamo bene che fin dalla Genesi Dio ha creato l'uomo perché non sia solo, ma gli ha creato a fianco anche una donna, ecco, e insieme formino una carne sola, una cosa sola, per dare origine poi anche a una famiglia. Scegliere il celibato, intanto voglio precisarlo che non è un voto ma è una promessa che facciamo davanti al vescovo. Non è un dogma di fede ma una regola di vita. Dogma. Va bene. Ecco, ed è una legge e non è un dogma appunto della Chiesa. E quindi non dobbiamo pensare appunto che automaticamente una persona perché diventa prete deve diventare automaticamente anche celibe, cioè nel senso possa sentire l'istinto anche di poter un po' alla volta anche avere la vocazione anche appunto ad avere una famiglia. Vabbè, allora questo è il punto di vista. 049 49 06 054, cosa pensate? Come avete sentito Don Marino Ruggero dice io non dico di no a questa possibilità che preti, suore, non è un'imposizione, abbiamo detto è uno stile, è una regola di vita, non è un dogma di fede. Allora sapete che poi c'è la crisi, si dice quando uno si sposa del 7° anno. Allora Don Marino, la maggior parte degli abbandoni, il 70%, dati statistici o più, viene fatta per questioni di instabilità affettiva.
in media si abbandona dopo 13 anni che la persona è stata ordinata, quindi diciamo si viene ordinati circa verso i 28 anni e si lascia a 50. Cos'è la crisi di mezza età? Può diventare. Ai miei tempi però sembrava che fosse ancora prima dei 50 anni questa crisi qua. C'è tutto un ritardo ultimamente appunto della maturità e quindi può essere che sia adesso. Ma può essere secondo me che più ci si avvicina proprio magari a una certa età, più si senta anche il bisogno di vincere una certa solitudine che magari prima non hai, perché finché sei giovane, sei in mezzo anche ai giovani, ai ragazzi, hai più dinamismo, più capacità, più modo di relazionarti con gli altri, quindi puoi anche vincere quella solitudine che un po' alla volta però si avvicina come realtà man mano che va avanti anche la tua età, quando ti trovi anche magari impotente, incapace anche di gestire la tua vita da solo, anche nei rapporti con gli altri, ma anche nella propria vita privata, perché magari sei sempre più stanco e più solo anche nel gestire semplicemente anche la tua canonica. Ci sono tante... Hai sempre più bisogno degli altri. Sì, poi ci sono tante chiese, siete tante chiese che hanno bisogno, ma ci sono sempre meno preti e quindi avete anche tanti più impegni, quindi è un po' un periodo difficile. Sì, esatto, e si respira sempre di più questa difficoltà proprio in questi tempi in cui siamo sempre meno e abbiamo anche sempre meno la capacità di relazionarsi tra di noi, di stare insieme tra di noi. Non è che le soluzioni che adesso si stanno prendendo, quella dell'unità pastorale, tutto il resto, cioè si pensi che automaticamente ci sia la ricetta che mettete insieme con altri preti sia questa la soluzione, perché tante volte non è che nel mal comune c'è il mezzo audio, di coworking, co-housing, a volte sembra più una valle di lacrime che un modo di consolarci che un modo di risolvere il problema. Dovete anche il car sharing, il co-housing, il co-working, tutto quello che si fa insieme, perché poi alla fine la coperta è corta. Si tenta sempre di rattoppare il problema, ma mai di risolverlo. 049 49 06 054, cosa pensate? È giusto che preti, suore, perfino il Papa, i vescovi si possano sposare, perché forse pare che poi nel 2019 in autunno con mi pare l'incontro relativo all'Amazzonia ci possa essere anche questa apertura, perché poi nelle lande deserte e desolate, se già non ci sono preti qui, figuriamoci da altre parti. Emiliano Malerba, lei è un cattolico tradizionalista, davanti a un'affermazione come questa come la vive? Ma io semplicemente penso a quella che è stata la mia esperienza, ricordo con molto affetto la mia maestra delle elementari, ci sentiamo tuttora, e poi anche gli anni fatti dai preti stimatini, quindi immagino come dovrei rivedere tutto il dialogo che abbiamo avuto, il punto di riferimento che sono state alcune di queste persone, non tutte, perché come in ogni cosa c'è la parte buona e la parte cattiva nel senso semplicemente che magari non si va d'accordo. Penso alla mia maestra, se lei fosse sposata con la sua famiglia... Perché era una suora la sua maestra? Sì, ecco. È vero, ho fatto un lapsus. Dovrei rivedere molte cose di come ci rivolgevamo a lei, di come lei si relazionava con noi ma anche con le nostre famiglie, del tempo che metteva a disposizione per noi, a parte il fatto di fare tempo pieno, però tutto quello che una scuola cattolica mette a disposizione perché se fosse stata sposata la madre sarebbe stata meno madre, meno brava. Io penso che siano due ruoli della massima importanza nella vita delle persone e anche della società, anche se in questo momento si cerca di sfrondare molto, e due ruoli così devono essere fatti con la maggior dedizione possibile e attenzione, e per ovvi motivi non si possono fare entrambi, quindi o si fa uno o si fa l'altro. Ma scusi, ma allora tutta questa scuola pubblica dove ci sono milioni, centinaia di donne, perché il ruolo della maestra è deputato alle donne che hanno figli, famiglia, allora viene meno l'istruzione italiana. Non bisogna nascondersi dietro a un dito. C'è una differenza non da poco da chi frequenta le scuole pubbliche e da chi frequenta ma non è vero, dai, non sono d'accordo. Io ho visto che quando sono andato alle superiori erano pubbliche e... Scatafascio. No, assolutamente no, però anche nel modo di pensare, nel modo di valutare le cose, anche nella preparazione, perché comunque gli stimatini si può dire quello che si vuole. Ma quindi lei dice che chi lei l'ha insegnato così bene, è stato così preparato perché non era stato distolto da un impegno familiare? Non in termine così, diciamo...
non se la prenda semplicistico, ma nel senso che comunque, soprattutto ho molto fermo l'esempio delle elementari, anche se è passato quasi mezzo secolo, dove la maestra, ma anche l'insegnante nelle scuole, è un punto di riferimento, e il tipo di riferimento che viene dato nelle scuole pubbliche, già ai miei tempi, ma basta guardare adesso, dove fanno politica tranquillamente, tutta orientata in direzione. Non andiamo, perché dopo sa con me che siamo in generale, venerdì esatto. Però si sa che ci sono questi interventi esterni, mentre... ma per fortuna che siamo in una democrazia, che ognuno può scegliere, perché altrimenti avremo come i cavalli parocchi, vedremo solo una cosa, giusto? Non è che siamo come l'arena che vediamo il toro e il toro vede nel trasmettere quell'educazione, quella dottrina, anche perché è normale, se è una scuola cattolica, io presumo, è una mia deduzione perché non si può fare la prova del 9, però se la maestra, il professore avessero avuto, che comunque c'erano anche professori laici alle scuole medie, però la maestra, se avesse avuto la sua famiglia, che magari 1 o 2 figli, che magari c'è la volta che è preoccupata per una cosa, oppure anche semplicemente il figlio magari viene nella stessa scuola, sono tutte quelle cose che tendono, dal mio punto di vista, a sbiadire un po' il punto di riferimento che deve essere l'insegnante oppure il pastore. Ecco, lei dice, allora non sarebbero concentrati sull'insegnamento e sull'essere vicini a Dio. Sì, no, aspetti che adesso... Allora, in base al ruolo che si fa, portarli avanti entrambi, la famiglia, con un ruolo dove l'insegnamento nelle scuole cattoliche coincide in parte anche con la parte dottrinale, sono 2 cose che non si possono fare. Il prete di una parrocchia che magari guida il paesino, se dovesse avere anche la sua famiglia da guidare, io presumo che finirebbe un po' come il film di Bud Spencer, per voler semplificare in questo caso. Cioè, sono due missioni, chiamiamole così, perché presumo che, io non ho figli, non sono sposato, ma presumo che comunque crescere una famiglia sia anche quella una missione. Ma farle entrambe la vedo un po' chiedere troppo a se stessi. Crede troppo a se stessi. Allora, 049 49 06 054, siete d'accordo con Malerba, il quale dice chi è nato con questa vocazione può fare solo quello perché è, diciamo, un po' più concentrato, e tutti gli altri invece continuano a fare i genitori, gli insegnanti. Una scelta. Chi fa quella scelta la porta avanti se la porta avanti. Vabbè, 049 49 06 054, noi andiamo in pubblicità e sentiamo il nostro principe Ali Sheknour, che ci racconterà invece anche un po' cosa succede in altre religioni, se la passano un pochino meglio. Sicuramente. Sono più felici, perché una donna rallegra di più, un'amicizia rallegra di più, una famiglia rallegra dopo di la più. pubblicità, dopo la pubblicità abbiamo la nuova spiegazione. Aspettiamo le vostre telefonate, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054. Cosa pensate? Giusto che anche i preti, le suore, i vescovi, il Papa possa sposarsi? Siamo qui a disposizione. Ali Sheknour, allora, abbiamo sentito, ci sono posizioni molto diverse. Don Marino Ruggero dice non sono contrario, e invece Emiliano Malerba ha ben spiegato no, sono ruoli totalmente separati. E mo che si fa? Si fa quando c'è il confronto delle opinioni in modo civile e educato, secondo me il dialogo è possibile, e quando invece sono i radicalismi, gli integralismi, cioè la mia verità è l'unica, non sono d'accordo, tu sei sbagliato, allora lì si interrompe. Io sono per l'incontro e non contro lo scontro. Allora, cercando di individuare la società oggigiorno nell'era della globalizzazione è malata, il vero imputato si chiama secolarizzazione, perché la società e la politica ha fallito e i fondamentalismi nascono proprio dal fallimento della gestione della politica. Abbiamo un momento in cui noi abbiamo bisogno, perché questo male adesso si attaccano i preti, si attacca Papa Bergoglio, si attacca i mezzi di comunicazione di massa, sono responsabili ad incrementare pregiudizi che possono portarci agli scontri della cultura e della civiltà. Perché questo male colpisce anche i nostri figli, i musulmani nati all'estero, i figli degli ebrei, va bene?
Qui dobbiamo parlare di ri-evangelizzazione. Ma dice colpiscono perché si disinteressano della religione? Della Esattamente, se religione, l'allontanamento, perché per esempio anziché andare a messa oggigiorno la Chiesa loro fanno happy hour. Questa è una cosa molto triste, io ho figli che sono nate qua, che sono cristiane, battezzate, e me ne dispiace, non posso costringerli però a andare a messa. Questa gente si prendono, si fanno cariche dei dolori delle famiglie, il parroco si assorbe. Io ho avuto degli amici a cui sono grato, adesso sono andati in pensione, uno era vicario dell'Arcella, si chiamava Don Severino, l'altro è Don Luigi di San Carlo. Mi occupo di dialogo, mi occupavo fino al 93 di dialogo interreligioso, tuttora faccio parte di questo gruppo, si chiama Religioni per la Pace. Non c'è nessuna religione che insegna a uccidere, a non dare accoglienza in nome di Dio. La vera religione è questa, secondo me. Stavo dicendo... ma in questo caso, per esempio, sui preti e suore abbiamo detto sempre che è una scelta di vita, ma non è un dogma, perché lei conosce bene le Sacre Scritture, esatto, da una parte e dall'altra. C'è un punto nei Vangeli, nella Bibbia, dove c'è scritto voi non vi dovete sposare, voi dovete diventare... Le ha risposto, dottoressa Daniela. Allora prendiamo la telefonata, prendiamo la telefonata dopo, con questa cosa, perché io vorrei capire se c'è un punto in cui Dio parla, Gesù parla. In modo adeguato. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Pronto? Pronto? Ah, pronto, sono Maurizio. Stai parlando con me? Sì, ci dica tutto, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo dire la mia opinione su quello dei preti che si possono sposare. Allora, io penso che la cosa è nata così, una persona sente una vocazione e sente di sposarsi con Dio, con la religione e dedicarsi tutto a questa missione. Io non credo che le persone, perché magari anche sì, più avanti, dopo 10 anni che loro fanno, dopo tanti anni che loro sono, magari ci potesse essere una regola che dopo tanti anni di questa, se uno sente questo desiderio potrebbe anche avvenire, ma ci dovrebbe essere una legge, un qualcosa che descrive questa cosa qua. Perché all'inizio, così, quando uno ha questa vocazione non vede nient'altro, dovrebbe pensare solo a quello. È vero che abbiamo sempre meno preti, ma è anche vero che ci siamo in tanti, ci sono tante chiese, ci sarebbe più bisogno di aiuto. Un aiuto potrebbe essere laico, una cosa diversa, di qualcuno che aiuta la chiesa in un altro modo. Se i diaconi sposati, per me, se si sposa ha molte altre cose da pensare, non si dedica più così intensamente. Quindi lei non è contraria, lei è contraria nei primi anni, ma non negli altri anni. Lei dice a un certo punto se uno dopo 10 anni... negli altri anni, avendo una legge che dice che dopo se una persona ne sente il bisogno, ma oramai è già inserito molto profondamente. Grazie per il suo punto di vista, grazie davvero. 049 49 06054, insomma, quando un po' il prete diventa vecchietto può sposarsi, che magari non mette al mondo figli, però non si sa. Allora lei si stava dicendo, io le avevo chiesto, c'è un punto nelle Sacre Scritture, nella Bibbia, nei Vangeli? Nessuno. Nessuna. Gli ha risposto in modo adeguato Don Ruggero prima, avevo fatto una citazione, ne faccio un'altra, sempre biblica. Se la guardi Andrai via da tuo padre e da tua madre, ti coniugherai e dopo diventerete una carne sola. Il problema non è questo, il problema del matrimonio. Il matrimonio cos'è? È l'unione fra un uomo e una donna, va bene, col rito religioso. Ma il laicismo, la secolarizzazione ci sono dei matrimoni celebrati da sindaci, lei si rende conto? Cioè, in base agli integralisti e ai radicalisti dicono che quel matrimonio non è valido perché non è sacrosanto, non è benedetto, insomma. Un sacramento. Non c'è un sacramento. Infatti io dopo 15 anni sono dovuto risposarmi e ricredere in queste cose. Perché lei si è sposato solo in chiesa? No, prima mi sono sposato in moschea perché il parroco non sapevo se mi ero appena laureato, non sapevo se vivere qua o là. Non è dubbio, comunque ha scelto... No, ma dopo era così, perché io ho una stima di Gesù, amo Gesù, il Vangelo, per noi è l'Ingil, va bene, se non si toccano le cose che ci dividono, che sono pochissime, no?
tra giudei e le religioni monoteiste, in tutto il resto io mi ricordo, sono affascinato, guarda che Gesù è stato il più laico dei tutti i laici, dai a Cesare quel che è di Cesare, ed è stato quello che aveva la maggior tolleranza. Quando c'è la setta ereticale che non gli danno accoglienza, gli dicono a loro: maestro, voi che invochiamo fuochi e fulmini, gli diceva lasciate stare. Ognuno ha la sua religione e noi dobbiamo vivere a cercare... Ma lei che ha l'esperienza nella sua religione, le altre religioni, sono sposati, cioè hanno questa possibilità di sposarsi, vivono meglio, possono fare tutte le cose insieme, perché secondo Malerba dice no, o hai una vocazione verso Dio o fai altro. I matrimoni possono fallire. Io ho visto una cosa molto triste, ho organizzato dei matrimoni perché ero presidente della comunità, dopo 6 mesi con tutto quello sfreco si sono divorziati, è una roba triste. Non è questo, la scelta di un uomo, quando un uomo e una donna dicono sì, e sono sinceri magari in quel momento. Io ti dico, le faccio una citazione che dice il nostro Maometto, il profeta Maometto, pace alla gloria sua, che per quanto riguarda la scelta della donna da sposare, il matrimonio è consigliato, non è obbligatorio, è consigliato perché elimina le fornicazioni, le malattie sessuali, eccetera. Il profeta Maometto diceva: la donna la devi scegliere, la devi scegliere per 3 motivi. L'imaliha, c'è gente che la donna la sposa perché ha il padre miliardario pieno di soldi, eccetera, per interessi. Quello finisce sicuramente. L'ijamaliha, la sua bellezza. È una gran bella gnocca, diciamo, anche se l'ora è un po'... ecco. Quando finisce la passione, anche quello termina. Il migliore qual è? Quelli che loro, perché fanno il catechismo alle spose, gli preparano? Quelli che si sposano in nome della loro religione, dei valori assoluti. Sono i matrimoni che durano di più. Ma allora saprà bene chi sposarsi, allora, giusto? Come? Un prete saprà bene chi sposarsi, visto che è uno anche che prepara. Sì, ma il problema io pensavo che non sceglieste in base alla caviglia, ci ho sempre raccontato, donne tutte coperte, si sceglie in base alla... No, cioè, quello è il velo e la donna velata, secondo me. Andiamo su un altro argomento, anche San Paolo diceva la lettera ai Corinti, perché anche la donna né abiti sontuosi né trecce, non è questo... Trattiamo l'argomento di base oggi è questo: quando un uomo e una donna si scelgono, vedi, io le faccio una domanda. Sarebbe un peccato. Loro sono religiosi, sono religiosi. Pongo io delle domande, è il suo mestiere fare domande. Ecco. Adamo ed Eva, con quale religione si sono sposati? Si suppone. Guarda che il matrimonio misto, io non so se Don Ruggero ha celebrato, i matrimoni esistono. Esther ad Assam, con Asuero, con quale religione si è sposata? Giuseppe è venduto dai fratelli. Suo padre è profeta, suo nonno profeta, è sposato con la figlia di un è diventato faraone dopo, col sacerdote capisci? Se noi vogliamo trovare, se vogliamo mettere i carri davanti ai boi ci litighiamo. Ma lei sarebbe d'accordo o no che si sposasse questi... non è un dogma come ha detto lui, è una promessa che fanno quando fanno il coso. Non è Kifas, Pietro, era sposato, il vicario di Cristo Bergoglio chi rappresenta? Kifas chi è? Pietro era sposato, aveva figli. Ecco, no, perché poi c'è un certo punto sì, possiamo entrare agli argomenti del matrimonio. Sono molto importanti. Sì. 049 49 06 054 se volete dire la vostra opinione, noi siamo qui a disposizione ad ascoltarla. Cosa pensate del matrimonio possibile dei nostri preti che conosciamo, delle suore? Pensate che magari possano in questa versione, diciamo, da mariti o future mogli essere meno bravi nel loro mestiere? Ce lo dice dopo la telefonata Don Marino Ruggero. Prendo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Chi dica? No, niente, stavo ascoltando la trasmissione riguardo i preti che si sposano o no, come la vedo io come persona, insomma, e volevo dare una risposta a quel prete dal Bignasio che stava parlando. Ecco, signora, ci dica tutto. Ecco, no, io volevo soltanto dire che non sono d'accordo per i preti che si sposano, perché io ho un fratello sacerdote e già dall'inizio lui ha 10 anni più di me. Cioè, da piccolina io l'ho sempre seguito e avevo visto che quella era la sua vocazione. Adesso va bene, il mondo è cambiato, tutto cambia, una rivoluzione nella religione un po' forse diverso da come io l'ho vissuta, che ormai ho anch'io 72 anni. Però dico una cosa sola,
se tu sei cosciente di fare questo passo, devi anche assumerti le tue responsabilità come sacerdote. Se poi quella non è più la tua, non senti più questo desiderio di essere sempre come esposto a tutti, perché il sacerdote purtroppo ha una mansione molto importante, perché lui è solo quando va sull'altare e tutti possono criticarlo da attorno. Però dico, se tu hai fatto questa scelta, devi portarla fino in fondo. Anch'io ho 50 anni che sono sposata, quante crisi ho avuto, però se questo è un sacramento, devo attenermi a questo sacramento. Se i preti vanno preti, devono attenersi a quel sacramento, non deve fare una cosa e anche l'altra, non è possibile. Va bene che Dio ha detto abbandonato il padre e la madre e seguiti, ma se loro hanno seguito quella strada devono rimanere sacerdoti. Io ho parlato anche una volta col patriarca di Venezia, ho parlato con tanti, o fate i veri preti o lasciate prima la tonaca da prete e fate i sacrifici della famiglia. Non potete seguire a Dio e a Mammone, dicono allora, non potete seguire né la Chiesa e nella famiglia, o questo o quello. Lei è d'accordo quindi con Malerba? Grazie. Allora, io la ringrazio davvero molto. 049 49 06 054, allora torniamo dopo la pubblicità. Signora, commentiamo questa telefonata, però ricordiamo non un dogma di fede ma una regola di vita, e allora su questo cercheremo di capirci. A dopo. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 49 06 054, perché noi durante la pubblicità ancora abbiamo continuato con l'argomento. Un giorno andremo in onda anche gli intervalli, perché ci sta, per la curiosità. Come sempre l'omino che c'è nell'orecchio, il collega Francesco mi dice che c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno? Prego, buongiorno, tutte donne oggi. Sì, buongiorno, per fare un commento solo sobre la domanda che avevano fatto. Comunque io voglio dire che un po' los católicos hanno sbagliato o non hanno letto bene la Bibbia, perché la Bibbia in nessuna parte dice che non si devono impostare. O sea, il essere umano, quando Dio ha fatto tutto, dice nascere, crescere e riprodursi. E nessuna parte dice che un prete o una suora, un uomo o una donna non devono sposarsi. Cioè lei ti stai dentro de una chiesa o de un... en nessuna parte dice questo la Bibbia. La scelta l'hanno fatto loro, di sposarsi, di fare tutta questa credenza che equivoca per certa gente, no? Allora, se non ho capito bene, perché abbiamo un po' un audio un po' strano, lei dice, ribadisce che non è scritto da nessuna parte nelle Sacre Scritture che una persona che assume un ruolo importante all'interno della comunità cattolica non si debba sposare, giusto? Sì, giusto. Ecco, perché allora signora, io la ringrazio per il suo punto di vista. 049 49 06 054. Poi con tutte queste lettere che San Paolo ha mandato di qua e di là ci abbiamo un sacco di confusione, Don Marino. Allora, come ha sentito le posizioni? Anche la signora Di Privo dice non sono d'accordo, perché se sei un sacerdote ti sei assunto questa responsabilità. Lei, che anche lei ha studiato tutte quante le Sacre Scritture, dove abbiamo detto che non è scritto da nessuna parte, dov'è che si genera questa confusione? Perché chi studia storia dice nel Medioevo, no? Col fenomeno del nepotismo, perché a un certo punto papi, vescovi, tutti sposavano, nipoti a nastro, figli, eredità. È sempre stata una questione di natura economica? O... Beh, anche. Comunque, se guardiamo la storia, fino ai primi cristiani, fino al 1100, comunque i preti si sposavano, San Paolo, parola di Dio si dice in chiesa, raccomandava ai vescovi di avere una donna sola e non due, perché in quel periodo se ne aveva anche di più di una, vescovi, parola di Dio, diciamo in chiesa, quindi sono legati anche ai contesti della storia, questi fenomeni, queste regole. A parte che io sono che il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, e quindi se l'amore è per l'uomo e credo sia a servizio dell'uomo come valore, indistintamente che sia prete o meno, quindi non ha confini e non ha regole, a meno se è vero amore.
Ecco, dopo credo quindi che nella storia tutto può cambiare, no? Bisogna solo morire, ma cambiare sempre si può, certo con criterio, e quindi anche vedendo certi fenomeni che capitano nella storia, come adesso il basso numero di preti sempre meno ordinati, ecco, che dovrebbe far chiedere qual è uno dei motivi per cui, non sarà l'unico, ma uno dei motivi principali è anche perché il prete non può sposarsi, perché se dico a un ragazzo va prete, quando vede un prete frustrato, solo, che deve correre sempre, che deve anche farsi da mangiare, che non ha nessuno con cui parlare alla sera se non il gatto, il cane che ha in casa, che si trova attorno a un fiasco di vino a bere qualcosa alla sera per consolarsi di tutti i problemi che ha durante la giornata, e questi sono fenomeni che capitano anche nella nostra diocesi, anche vicino alle mie parrocchie, quindi cerchiamo anche di chiederci prima che, appunto, siccome prevenire è meglio che curare, allora è meglio anche chiederci se non è il caso, prima che bisogna arrivare a certe soluzioni, perché non è il caso di prevenire certe problematiche, certe situazioni, e dire non è che proviamo ad avere il coraggio anche di risolvere in questo contesto storico questo problema, che è anche quello del celibato dei preti. Ricordiamoci che i preti hanno scelto il celibato, ma non sono castrati. Cioè non siamo castrati, abbiamo anche dei sentimenti, abbiamo anche delle sensibilità, per cui insomma, e poi un'altra cosa che voglio dire, perché in poco tempo non si può dire tutto, che comunque anche la Chiesa stessa, anche se abbiamo parlato di sacramento, permette comunque anche al prete che ha scelto di non essere più prete, dopo 8 anni, di avere la dispensa e quindi di potersi sposare. Quindi non è il sacramento dell'ordine, quindi diventare prete, che ti condanna fino alla morte a restare prete. Se scegli di non essere più prete, puoi anche sposarti in chiesa. Quindi se la Chiesa stessa permette di sposarsi in chiesa con matrimonio religioso al prete dopo 8 anni di dispensa, vuol dire che probabilmente nella Chiesa stessa si capisce che un prete non può essere votato a morte nell'essere prete. So che mi viene in mente la canzone di Pittura Fresca, che sarebbe dopo Miss Italia avere un papà nero oppure uno sposato, me vedo così, insomma. Quindi alla fine... Però chiaramente, ha evidenziato anche un problema sociale molto importante, perché poi all'interno della Chiesa abbiamo visto molti casi anche purtroppo e dopo la sessualità sfocia in altre problematiche, di devianza, ma non è che sono tutti deviati in questa direzione, parliamo proprio poi di una malattia, però anche la solitudine, il fatto di depressione, perché poi nei dati che finirò di citarvi, una delle componenti, un 20% è anche la depressione che colpisce il clero. Pronto, buongiorno. Proviamo a vedere il motivo, tante volte. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. A lei e anche ai signori lì ospiti. Dica tutto. Allora io ho 71 anni oltre. No? Bene. Allora io ho girato molto, ho conosciuto tanti preti, ne ho conosciuto uno che era bravissimo, quello ci credevo. Questo era in Lesotho, nel Sudafrica, è un stato piccolino lì. Allora io dico, ne ho conosciute di cotte e di crude. Allora non voglio entrare su questi discorsi, voglio solo sapere dove è scritto che un prete non si può sposare. Dove è scritto? Il motivo, e voglio sapere anche il motivo, allora posso riprendere un po' di religione ancora, no? Perché io ero molto religioso anni fa, finché non ho incominciato a girare il mondo e conoscere altra gente. Ma allora, quindi scusi signore che non so il suo nome, lei sarebbe più religioso? Cos'è che mi dicono che loro rispettano la sua religione, il suo detto, questo, quell'altro? Mi devono dare un significato, perché allora bisogna mettere, scusi se dico una cosa brutta, la castità allora. Ma castità. E sono come faccio a credere, dopo tutto quello che ho visto, a credere ancora? Non ci credo. Quindi lei ci crederebbe di più, cioè tornerebbe più felicemente a messa o andrebbe di più da un prete a confessarsi o parlerebbe più volentieri con una suora se sapesse che si può sposare, che almeno non ci sono alle spalle situazioni che lei negli anni dice di aver visto poco chiare. Mettiamola così. Certo. Va bene. Certo. Allora, io la ringrazio per il suo punto di vista, 049 49 06 054, è meglio vederci chiaro, però per esempio i cattolici nel mondo nell'ultimo anno sono aumentati, i cattolici, mentre sono diminuiti i preti, tranne in Asia o in posti dove si mandano ancora i bambini a scuola che poi diventano preti suori perché non c'è, voglio dire, come direbbero, sugna a Roma, cioè purtroppo c'è una situazione di povertà. Allora, ha sentito anche questo signore, io andrei più volentieri in chiesa, ha detto praticamente,
prete se sapessi che il prete si può sposare, perché non voglio più sapere di quello che succede poi. In realtà ha espresso un concetto molto simpatico, poliedrico più che altro, perché lui ha detto io credo ma me lo dovete dimostrare, quindi il concetto di fede è proprio quello che ha detto l'ospite. Io credo ma me lo dovete dimostrare. Allora la fede non esiste, perché la fede vuol dire credere in qualcosa perché l'ha detta Dio. Punto. Noi abbiamo delle capacità. Ma no, il signore da casa, scusate se ho capito male, vuole sapere dove è scritto anche questo, dove è scritto come la signora di prima. Lei lo sa dove è scritto, devo chiamare chi l'ha visto. Io penso che la vita di tutti sia una cosa talmente variegata e con tante casistiche che sia impossibile, ma oltretutto Dio non penso che ci abbia programmati come The Sims, che noi sappiamo già tutto quello che facciamo. Quando hanno iniziato aveva 12 apostoli, adesso sono 1.400.000.000 di persone. È normalissimo che nel tempo Lui ci ha dato la direzione e noi l'abbiamo seguita, strutturandola, ma le ripeto, nessuno costringe i parroci alla castità, semplicemente la scelta. Le domando, padre, le parlo da cattolico, lei come farebbe? Non è un cattolico tradizionalista, quindi non è manco un cattolico, perché lei si ferma praticamente al 1960, dove siamo? Ma no, nel senso che voi siete consigliari, giusto? Non è che vi vada molto a genio un Papa Francesco piuttosto che Giovanni Paolo II. Ma chi è lui per giudicare, scusi? Chi lo chiedo? Chi è lui per giudicare? Chi è? Papa Bergoglio. Vabbè, Bergoglio. Sono parole sue. Io lo chiedo perché le chiedevo, padre, un cattolico speciale. Se lei dovesse celebrare un matrimonio nel mentre che sta affrontando la sua separazione, perché può succedere? La mia separazione personale? Se lei si dovesse sposare e con il tempo, non le auguro assolutamente niente di negativo, però ammesso, visto che purtroppo succedono, come farebbe a celebrare un matrimonio mentre sta affrontando nella sua vita, nel suo intimo, una separazione? Come potrebbe coniugare questi due aspetti, che sono gli antipodi? Certo, in quel momento nella vita di matrimonio può succedere anche che si arrivi alla separazione. Sarei più concreto e potrei dire alla famiglia che sta sposando, state bene attenti perché nella mia vita privata, che mi sono sposato e mi sto separando, mi sono separato, i motivi erano questi, quindi preveneteli queste cose, questi problemi. Bene, io credo che perché facciamo corsi per il matrimonio, noi preti che del matrimonio non sappiamo niente, ma niente. Fantastico! Cioè, siamo falsi, insegniamo agli altri la vita di famiglia, ad amarsi, possiamo insegnare anche agli altri a non separarsi, nel caso noi ci fossimo separarsi, perché ci sono dei motivi a volte che possono succedere per queste separazioni. Cioè, io dico che se nella mia vita privata... Sentirebbe più onesto durante i corsi prematrimoniali? Sarei più credibile. Secondo me, com'è, scusa? Cioè si sentirebbe più concreto, più onesto quando fai i corsi prematrimoniali davanti a... Perché quello che la gente ti dice, cosa vuoi sapere tu della famiglia che non sei sposato, non hai niente, nessuna esperienza della famiglia. Infatti nei corsi per i matrimoni io faccio parlare coppie di sposi, ma faccio parlare anche coppie di separati perché facciano capire a quelle persone che si stanno sposando e quindi fidanzati quali possono essere i rischi, i problemi che portano alla separazione. E potrebbe succedere anche nel mio caso se fossi sposato quando celebrerei il matrimonio, perché a questo punto qua andrei a monte e direi allora a questo punto qua guardiamo i preti, pedofili o di altri che dicono tranquillamente messa e lì sì sarei più cattivo, lì sarei veramente anche più... Allora io lo so, c'è una telefonata, chiedo ai colleghi della regia, e allora c'è Cristian che mi dice di sì. Allora, telefonata, pronto, buongiorno, questo è interessante. Buongiorno. Buongiorno. Sono Franco da Udine. Ci dica, com'è? Sempre nuvoloso a Udine? È nuvoloso? Si sposassero i preti e ogni prete dovrebbe avere 5 figli, perché il Signore ha detto andate e moltiplicatevi, quindi moltiplichiamo tutti i il prete 5 figli, il vescovo 10, il papa 20. Almeno saprebbero cosa vuol dire mantenere la prole, portarli a scuola, portarli di qua, portarli di là, ed avere la compagnia, sono d'accordo, però certo oltre agli oneri anche i doveri. Certo. Praticamente loro si chiudono lì nella canonica e fuori sono i ragazzi che si drogano, ma loro non c'entrano, non fanno una piega, anzi brontolano con chi magari dà un cappellotto al bambino. Non si fa, questo non si fa perché il buon Dio è bontà, perché questo, perché l'altro.
5 figli al prete, 10 al vescovo. Cioè lei sta assegnando dei figli in proporzione scalare. Grazie, mandi. Grazie signor Daudi, capito? A scalare, quindi a lei tecnicamente ne toccherebbero 5, al vescovo 10 e al papa 20. L'unica mia famiglia è patriarcale. Beh, è chiaro perché hanno lo stipendio più alto. Lo stipendio più alto, bene, no, questo è molto interessante. Poi ci torniamo sul concetto di che cos'è, sarebbe più concreto e onesto in una società come questa. Dopo la pubblicità 049 49 06 054. Mantenere 5 figli, Don Marino, se ne parliamo durante la pubblicità. A dopo. Mantenere 5 figli. Eccoci qui, siamo tornati in diretta ancora, abbiamo fatto un altro simposio di tour, siamo arrivati alla storia del Medioevo e il fenomeno del nepotismo, quando il Papa aveva figli e controfigli, ed è lì che è nato cardinale, è lì che è nato tutto l'inghippo. Allora chi è a casa 049 49 06 054 vuol dire la sua. Il signore di prima, Franco da Udine, ha detto 5 figli a Don Marino, 10 figli a Vescovo Cipolla e 20 a Papa Francesco. Così ha detto. Sentiamo cosa dice chi ci chiama adesso. Pronto? Buongiorno. Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno, è famoso il Concilio di Trento, Claudio da Trento, ci dica tutto. Dario, scusi. No, a me piacerebbe vedere il Papa con la First Lady. Comunque, io penso che i primi che da non volersi sposare siano proprio i preti, perché dovrebbero rimanere con una sola, poi magari anche figli, c'è una rottura, invece così l'andazzo è molto, molto migliore. Anche perché nei Vangeli, cioè il messaggio fondamentale di Gesù nei Vangeli è godetevi la vita. Cioè, durante l'ultima cena Gesù ha detto questo è il sangue della mia alleanza. Qual è questo sangue dell'alleanza sua? È il vino, cioè mangiate e bevete. E ancora nel Vangelo di Matteo mi sembra che Gesù non abbia dato l'autorità, cioè bisognerebbe cominciare a chiedersi non tanto se il celibato sia presente nei Vangeli, ma bisognerebbe cominciare a chiedersi se i preti siano presenti nei Vangeli, perché nel passo famoso di Matteo 16 Pietro non è un nome proprio, Pietro è un nome comune, il primato lo dà non ad una persona ma alla persona. Il testo suona così: Su ei Petros, kai epitaute de Petra, oikodomeso ten ecclesia mu, kaido tiraiadu ucatascrire sin al te. Cioè questo vuol dire, e questo letteralmente vuol dire che l'autorità non è data ad una persona, ma alla persona, al singolo fedele. E se passasse questo principio crollerebbe tutto un sistema. Crollerebbe. Insomma, come noi demandiamo con i nostri voti alla singola persona la cosa, poi dopo. Abbiamo capito tutto, Non ci siamo spiegati, signor Dario da Trento, però questa First Lady vestita di bianco, io me la vorrei tanto vedere, va? Ci sono in questo secolo che abbiamo aperto. Grazie Dario. Allora, Alice, che non ha sentito tutti quanti i nostri telespettatori. Allora, i primi erano un po' contrari, questi invece dicono sono d'accordo, e poi anche quest'altro signore ha detto non ci sono preti nelle sacre scritture, no, ma io sono uomini. Mi congratulo con voi per la preparazione di alcuni dei vostri telespettatori. No, io sto dicendo questo, vedi, per noi semitici si parla di religione giudaico-cristiana, ma l'Islam fa parte del semitismo perché Ismaele era figlio di Abramo, anche lui. Per gli ebrei, per i musulmani, il matrimonio è un contratto. Il contratto che può sciogliersi, va bene? Ma è scritto da qualche parte da voi? No, c'è scritto. È scritto nel Sacro Scritture, io chiedo perché non ho letto il Corano, c'è scritto? C'è scritto cosa? Se il matrimonio è un contratto, cioè è previsto? È sì, è un contratto, il matrimonio è un contratto. Va bene, la visione cristologica del matrimonio indissolubile, ci sono dei matrimoni, qualcuno che si è sposato, il divorzio lo ammettono anche loro, lo concedono alla Chiesa, solo che dopo mi sembra che non può più risposarsi in chiesa, qualcosa del genere. No, c'è l'annullamento della Sacra Rota, anche lì. Vedi, i tribunali sono prolificati. Sì, l'Occidente è gravemente malato, e questo ritorno di quelli che dicono no, questi radicalismi derivano da un fallimento delle. Io sono a favore di capire, di contribuire per una società multietnica, multirazziale. Alcune gente
Tutto quello che non è nell'orizzonte dei loro conti, loro dicono cosa? Il multicolarismo no, la multietnicità no, la globalizzazione no, la secolarizzazione no, il Papa è un ladro al Vaticano pieno di oro. Un attacco continuo, noi ci confrontiamo su cose che contano. L'Occidente dice che la società è fondata sui diritti. Allora cosa succede? Due uomini decidono di fare una famiglia. I miei diritti sono pari, cioè parificano il matrimonio omosessuale col matrimonio. Nel rispetto delle altre scelte io sono libero, sono laico, mi dichiaro laico. Sì, ma c'è una religione, una laicità. Sono bambini di mezzo però. No, sì, appunto, diventa prioritario io sto dicendo, cerchiamo di analizzare dove c'è il male e cosa possiamo fare. Per me è questo, io cerco il dialogo. Il bambino arriverà dopo, no? Nel caso di una coppia che si sposi, uomo con donna, poi lasciamo perdere l'altro. Ma cercate di convivere, fate insieme la globalizzazione, vedi c'è una parola che viene, andiamo nel concetto del sacro, perché quando la famiglia è una cosa sacra, fa parte dei sacramenti, io prima chiedevo a lui i 7 sacramenti che mi ha spiegato. La parola sacra deriva dal giudaico, Kodesh, Kov, Dalet, Shin. C'è una bella differenza tra il sacro e il santo. La gente non capisce, parlano di cose che non sanno. Capisci? Come il cristianesimo e la cristianità. Il cristianesimo è il cuore, la cristianità, l'islamizzazione, la politicizzazione della religione. Dobbiamo tornare a trovare le origini, dobbiamo riportare i nostri giovani che scappano dalle moschee, dalla chiesa, dalla sinagoga. Avete anche voi il problema della moschea? L'ho detto prima, è il male della secolarizzazione. I modelli omologanti sono modelli perversi. Nessuno, che sia una religione o un'altra, allora c'è chi fugge dalla moschea, c'è chi fugge dalla canonica. Siamo tutti sulla stessa barca e siamo soprattutto responsabili di questa barca. Quindi il matrimonio non dobbiamo cercare di darci una mano a trovare un confronto per guarire. Sì. Non è che sia solo per noi questo problema. Ma c'è anche dei protestanti, gli ortodossi che più si sposano, cioè vuol dire che i motivi ci sono anche altri motivi per cui non siamo appetibili sempre di più, specialmente ai giovani. Perché è un lavoro complicato anche, è un lavoro difficile, complicato, è un lavoro che non finisce mai. Siete un po' come la mamma, fate un po' come la mamma, non finisce mai, la soddisfazione magari arriva dopo 20 anni, 30 anni. Ce l'abbiamo a livello pubblico che ce l'abbiamo a livello privato, insomma, nella nostra vita personale, nel cuore, siamo mica non siete ancora di ferro, di acciaio. Esatto, fate attenzione che magari non siamo amati noi per primi. Ecco, allora io prendo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno, fuga anche dalla moschea. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire che sono un cattolico tradizionalista e non riconosco il Papa e la Chiesa moderna dal Concilio Vaticano II. E vorrei dire che Gesù ha detto seguite me e fate quello che faccio io, e lui non si è sposato. E dopo non ci si può sposare perché, come ha detto Gesù, o si amerà uno o si odierà l'altro, non si possono servire due stessi padroni. Ma lei ce lo può dire esattamente dove l'ha letta sta cosa? Ho la registrazione di Gesù di Nazareth che dice non si possono servire due padroni. Se stessi facendo giornalismo d'inchiesta andrei a cercare il momento esatto in cui è scritto. Non si può dialogare con gente di questo tipo. Allora io la ringrazio intanto per averci detto la sua opinione. Quindi appartiene un po' alla sua scuola questo signore, dice io mi fermo al Concilio Vaticano II. La cosa assurda di tutto questo, sa che cos'è? Detta, scusi se... Ma certo, diciamo qui... La cosa che veramente lascia basiti è che se fosse vero quello che dicono dal di fuori della religione, cioè chi si dichiara ateo, agnostico o quant'altro, dovremmo avere un problema di questo tipo. Pochi preti e le chiese piene di gente che non hanno il suo prete a guidarli. Ma in realtà è vero, in tutte le religioni le chiese sono vuote. Quindi chi è che si sta lamentando di tutto questo? Perché quando si deve parlare di questi argomenti c'è gente che della religione, della fede e di tutto il resto non gliene frega niente. Però quando è da mettere il naso o il dito in quello che secondo loro è un male, ma senza magari neanche cognizione di causa, allora diventano professori. Bene, guardiamo le persone che vanno in chiesa, cosa ne pensano?
per obiettività loro ci vanno. Cioè bisognerebbe chiedere che va in chiesa, solo a quelli che vanno in chiesa, però se uno può esprimersi il suo diritto lo stesso, no? Sì, però bisogna valutarlo per il dice, possono parlare giudizio di una persona che non possono parlare solo quelli che vanno in chiesa su questi argomenti. No, glielo chiedo perché voglio questo. No, possono tranquillamente dirlo, ma noi dobbiamo anche considerare che si tratta di persone che non hanno nulla a che fare con l'argomento del quale vorrebbero, come dire, tirare le redini. Dopo i motivi li sapranno loro, a me non riguardano e non sto lì a pensarci, quindi va benissimo tutto, i preti se vogliono sposarsi lo possono già fare uscendo dal sacerdozio. Ma perché devono rinunciare ad un lavoro? Questo perché ha un lavoro, è lo stato una delle missione cose. che amano? Questo è lo stato delle cose. Perché? Poi perché? Ci sono dei punti di vista diversi, scismi ce ne sono già stati. Vabbè, allora visto che già le chiese sono vuote, i scismi ci sono già stati, allora di cosa stiamo discutendo? Ma non è facile credere, al giorno d'oggi. Non è facile credere al giorno d'oggi dove tutto viene... Chiedo ai miei colleghi, siamo già fuori, perché siamo fuorissimo, allora io faccio una battuta chiudendo e dico, succederà come ha fatto la Regione Veneto o altre regioni, ha richiamato i medici in pensione, richiameranno i preti in pensione, faremo così. È simpatica come battuta. È così. Allora io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, chi si è fatto un'opinione, per fortuna che siamo in democrazia possiamo sempre dire la nostra con dovuta cautela e garbo, e ringrazio davvero molto Emiliano Malerba, cattolico tradizionalista, per essere stato con noi, ringrazio il principe, oggi tutto di blu, il principe azzurro, Alice Knur, Religioni per la Pace, sezione di Padova, e ringrazio davvero molto Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo di Albignasico in provincia di Padova. Noi con Ore 13 torniamo domani, arrivederci. Grazie.